Buongiorno e bentrovati a tutti. Come ci eravamo promessi a fine luglio nella nostra tavola rotonda che era stata organizzata per fare il punto del turismo, quest'oggi ospiti di Annalisa Fracasso al Four Points by Sheraton di Padova, che ringrazio insomma, per l'ospitalità, abbiamo l'opportunità, come avevamo già deciso a luglio, di fare un aggiornamento sull'andamento della stagione turistica successivamente al nostro incontro e per capire un po' anche le previsioni di questo Natale che si avvicina e delle festività in generale natalizie. Abbiamo collegato da Cortina d'Ampezzo Andrea Franceschi che rappresenta Stay in Cortina, che è una realtà alberghiera molto importante che ha varie strutture su Cortina d'Ampezzo, ma che di fatto poi anche sulla Lombardia, Milano, Brescia e altre città italiane insomma, rappresenta il mondo alberghiero insomma, di una società di una certa rilevanza e di una certa importanza. Abbiamo ovviamente Annalisa che ci ospita qui allo Sheraton, che rappresenta Four Points by Sheraton di Padova, che vorrei ricordare insomma, che è la struttura alberghiera più grossa con le sue 218-216 stanze nella città di Padova. Abbiamo Ivano Zilio, che rappresenta Prima Rete Viaggi e Columbus Vacanze, che quindi è un punto di osservazione molto importante, non solamente sul mondo degli hotel, ma sul mondo del turismo generale e non solo italiano, ma anche internazionale. Alla mia destra qui è la dottoressa Valentina Meli, che mi aiuta alacremente, con grande metodo, nel impostare insieme insomma, gli approfondimenti che noi intendiamo fare nell'ambito in questa fattispecie sul turismo e andrei proprio oggi a dare lo scopo di questa riunione per farci un po' un update di quello che ci eravamo detti a luglio e fare un po' una fotografia di quello che potrebbe accadere le prossime settimane. Inutile che io vi ricordi l'importanza del settore turistico, motivo per cui noi abbiamo deciso anche di fare questo aggiornamento, questo incontro, che per noi, soprattutto in Regione Veneto, insomma, rappresenta un'eccellenza e rappresenta il 10% del PIL, oltre che il Veneto essere la prima regione italiana per presenze turistiche. Abbiamo avuto un'estate 2021 che poi voi mi confermerete sembra che sia andata molto bene, sicuramente è andata molto bene rispetto al 2020, ma il paragone col 2020 ha poco significato, ma sembrerebbe insomma essere anche in pareggio rispetto al 2019. Addirittura pare che sulle destinazioni, tra virgolette, cosiddette all'aria aperta, ci sia stato un incremento addirittura rispetto al 2019 e quindi parliamo di lago, mare e montagna e poi casomai Andrea ci confermerà. E c'è anche stata una presenza importante nelle cosiddette strutture extraalberghiere, questo rappresenta un po' l'esigenza del cosiddetto distanziamento sociale. Detto questo, fatta questa breve premessa, vorrei chiedere ai nostri ospiti, in ordine potremo partire da Andrea per poi seguire con Annalisa e con Ivano, nell'ambito delle vostre strutture che rappresentano tre tipologie completamente diverse, se ci date un rapido bilancio rispetto a quello che era stato detto tra di noi a luglio e alla data di oggi e poi proseguiremo casomai sulle previsioni per la stagione natalizia. Quindi Andrea, io darei la parola a te per sapere un po' dal fine luglio che ci siamo trovati fino alla chiusura della stagione estiva e poi anche vedendo insomma, l'autunno, com'è andata insomma, la tua azienda, le tue strutture alberghiere, qual è stato l'esito, quali sono state le presenze, se sono state migliorative o peggiorative rispetto alle tue previsioni di luglio. Sì, intanto buongiorno a tutti. Effettivamente noi ci eravamo trovati a luglio, diciamo, quando la stagione estiva era già iniziata e avevamo dei segnali positivi che provenivano soprattutto dalle strutture cosiddette leisure, cioè quelle situate in località dove le persone vanno a trascorrere le vacanze. Avevamo un budget abbastanza comunque conservativo rispetto a tutte le variabili che si dovevano e si devono tuttora affrontare. Devo dire che comunque alla fine siamo riusciti a fare meglio di quelle che erano le previsioni e a uscire insomma con dei consuntivi estremamente positivi per quanto appunto riguarda la parte delle strutture che si sono situate in montagna. La gente aveva voglia di muoversi, ovviamente una clientela prettamente italiana, anche se non solo, perché la parte europea si è vista, mentre è sparita completamente, per ovvie ragioni, quella extraeuropea. E dicevo, la gente aveva voglia comunque dopo questi mesi difficili anche di muoversi, di sfogarsi, di fare un po' di vacanza. C'è da dire anche che una fetta non piccola della popolazione, a mio modo di vedere, si è ritrovata con più soldi in tasca di quelli che avrebbe avuto se le cose fossero andate normalmente, perché comunque non per tutti la crisi ha colpito, fortunatamente.
E quindi insomma i segnali sono stati positivi. Devo dire che anche i colleghi che hanno strutture in altre tipologie di mercato, che sia il lago piuttosto che il mare, insomma tutta la parte leisure ha avuto questo tipo di segnale positivo. Diverso il discorso, almeno per quanto riguarda le strutture che gestiamo noi, per quelle che cosiddette si rivolgono al business travel o comunque sono diciamo situate in località dove non necessariamente si va per vacanza, ma dove si passa e si fanno soggiorni più brevi. Devo dire che questo tipo di strutture sta ancora faticando, ancora lontano dai numeri del 2019, che poi rappresenta un po' il benchmark su cui confrontarsi, a mio modo di vedere. E credo che questo poi ponga anche degli interrogativi, insomma, se diciamo, alcuni cambiamenti che si pensava fossero temporanei non siano invece destinati ad essere strutturali, proprio per un diverso modo di comportarsi, di porsi alla movimentazione, anche che le stesse aziende hanno adottato o fanno adottare ai propri collaboratori. Quindi questo è un po' il quadro che abbiamo. Certo, per chiosare, se all'inizio dell'estate ci avessero detto di fare i numeri che siamo riusciti poi effettivamente a fare, sicuramente avremmo messo la firma, perché dopo tanta sofferenza e dopo aver perso un inverno che per una località turistica come Cortina, dove noi abbiamo tante strutture, incide molto, c'era proprio la necessità di avere insomma una stagione estiva positiva che ridesse fiato, che ridesse anche entusiasmo, insomma, che ci rimettesse un po' in carreggiata. E questo è chiaramente un po' la conferma di quello che dicevo, no? C'è stata una grande attenzione verso le località montane e Andrea in realtà ci conferma. Però Andrea ha anche accennato, insomma, che sul mondo business la situazione è ben diversa, e quindi siccome qui abbiamo proprio l'hotel che ci ospita, che è un hotel business, chiederei proprio ad Annalisa invece qual è stata un po', insomma, la sua valutazione dopo luglio e quali sono gli esiti della stagione estiva e della stagione autunnale per quanto riguarda l'hotel Four Points. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda il periodo estivo, sicuramente non è un periodo adatto ai ritrovi per il business, e purtroppo il nostro hotel ha sofferto parecchio perché, a differenza di quello che ha detto il dottor Franceschi, Padova intanto, per quanto sia bella, per quanto abbia monumenti e quant'altro, purtroppo intanto non è ritenuta una città notevole per essere visitata, e più che altro, ad esempio, il nostro hotel viveva come turismo, come leisure, dei gruppi di passaggio, soprattutto internazionali, diretti a Venezia piuttosto che a Verona, e purtroppo questo è mancato assolutamente, tant'è che devo così puntualizzare che il primo gruppo di turisti internazionali che è arrivato da un'agenzia di Dubai con la quale avevamo fatto un primo contratto a fine 2019, e il primo gruppetto, che è proprio stato qualcosa di un'assoluta novità in questo deserto di leisure, è arrivato a fine novembre. Però diciamo tutto il resto non si muove, e come dicevo prima, per quanto riguarda il business, ovviamente di solito non è cambiato nulla, nel senso che i mesi estivi non si lavora tanto. Quello che invece abbiamo visto è che siamo tornati a lavorare a ottobre. Ottobre è sempre stato un buon mese per il nostro hotel, discretamente anche novembre, perché c'è questo desiderio di ritrovarsi faccia a faccia, di poter anche condividere il pranzo, i coffee break, per cui abbiamo avuto questa, diciamo, fortunosa recrudescenza di lavoro, come anche in più il fatto che ci sono state soprattutto una fiera, che praticamente è quella più importante di Padova per noi, che è Auto e Moto d'Epoca, che sposta molto traffico, molta gente, danarosa tra l'altro, per cui non si fa fatica a vendere le camere, si vendono bene, e ci sono stati dei giorni in cui ci siamo un po' rifatti le piume, però purtroppo anche adesso, con gli aggiornamenti dovuti a Super Green Pass, quello che notiamo è una enorme incertezza che si è verificata tutte le volte in cui ci sono
dei nuovi decreti legge, dei nuovi aggiornamenti, perché purtroppo le persone intanto sono impaurite. Allora la prima reazione è quella di rimandare, se non quella di tornare a chiedere un sacco di particolari che magari sono anche superiori a quello che effettivamente deve essere fatto. Ad esempio, quello che ho riscontrato specie negli ultimi tempi è il fatto che stiamo lavorando tantissimo, ma soprattutto per dare risposta a queste incertezze da parte dei possibili clienti. E ovviamente in quest'ultimo periodo sono aumentate perché, ripeto, questa novità ha ulteriormente posto domande a chi voleva effettuare congressi o quant'altro. Per cui di nuovo i numeri stanno calando, mentre invece per quanto riguarda il fattore delle camere, di chi si muove per business e deve alloggiare, comunque il fattore principale è sempre quello del prenotare all'ultimo minuto, non siamo mai certi dei numeri che avremo e comunque questi possono aumentare nel giro di poco, però ripeto, io quello che ho visto qui sono aumentati molto solo quando ci sono state queste auto e moto d'epoca, dopo c'è stata un'altra fiera che riguardava le famiglie verso tra fine ottobre e i primi di novembre. Dopo ritorniamo alla situazione per la quale il nostro hotel accoglie principalmente gente che si muove per business e anche qui comunque c'è sempre questo senso di precarietà che torna appunto anche nelle richieste per i meeting e i congressi. Addirittura faccio solo un esempio, per un meeting di 5 persone ci hanno chiesto se dovevamo avere noi delle conferme da parte delle autorità sanitarie se potevamo tenere il congresso. Questo perché c'è una frase nell'ultimo decreto legge che crea questa possibile confusione, quando invece sono gli organizzatori che devono avere queste certezze piuttosto che noi che siamo i realizzatori. Però il senso della situazione è che appunto c'è questa enorme incertezza, tanta confusione e purtroppo la maggior parte del tempo che noi utilizziamo è quello che serve per cercare di far capire ai clienti quello che si può fare rispetto a quello che non si può fare. Lo stesso Super Green Pass all'inizio sembrava che fosse obbligatorio per la congressistica, invece ora si è capito, perlomeno qui per fortuna è arrivata una tabella da Confindustria Alberghi che ha spiegato che dal 6 dicembre al 15 di gennaio il Super Green Pass per la congressistica è richiesto solo nel caso che si ricada in zona arancione, però anche queste sono tutte delle particolarità che dobbiamo spiegare ai clienti che si preoccupano e sono molto incerti se fare o non fare i congressi. Grazie Annalisa, quindi insomma un quadro già molto diverso, no, dal mondo della montagna, un quadro complicato specialmente in questo hotel che ha questo mondo congressistico che è molto rilevante nell'ambito del business di Four Points storicamente. Adesso invece io direi che Ivano Ziglio di Prima Rete e di Columbus Vacanze, che è insomma un po' il nostro uomo, che è l'osservatore non solo nazionale ma internazionale sui flussi turistici e poi anche come consigliere nazionale, no, della FTO, ci può dare una visione, una panoramica che riguarda quindi anche un po' il mondo, gli spostamenti, le difficoltà, i Green Pass, la possibilità di accedere, di entrare e di uscire, che anche questo sta creando negli ultime settimane delle complicazioni straordinarie. Quindi chiederei a te un po', vabbè, l'update sulla stagione turistica estiva 2021, ma poi anche spiegarci un attimino quali sono le difficoltà, le complicanze che si stanno verificando per il mondo dei viaggi al di fuori degli hotel e quindi che può riguardare il mondo internazionale, la crocieristica e quant'altro. Bene, buongiorno a tutti. Allora, io confermo quello che ha detto Andrea Franceschi, che effettivamente la montagna, l'estate, diciamo, da un punto di vista prettamente nazionale, il fatto di avere limitato la fuoriuscita con delle regole abbastanza rigide degli italiani, chiaramente gli italiani sono stati costretti a stare in Italia. Questo però ha fatto un deterrente per gli incami, per gli stranieri, perché noi, per esempio, noi potevamo
sulla nostra divisione incami abbiamo avuto francesi, però non avevamo gli inglesi, non avevamo gli americani e come diceva prima la signora Annalisa, sono venuti a mancare dei flussi importantissimi turistici di incami, cioè che entrano nel nostro paese, per cui limitazioni portano limitazioni. La stagione estiva, allora noi avendo in tutto il territorio italiano abbiamo agenzie di viaggio, perché oltre alla rete Prima Rete c'è anche... Scusa, quant'è la rete Prima Rete Columbus? Più in di totale? 700 punti vendita. Quindi 700 punti vendita è un osservatorio molto importante in Italia. Molto importante. Diciamo che la rete Prima Rete più Blu Vacanze e Vivere e Viaggiare, siamo in tutto il territorio nazionale, compreso le isole. Il problema è stato che noi come agenzie, le agenzie hanno potuto lavoricchiare un po' all'interno del mercato italiano, ma quest'anno si è verificato anche un problema che non si verificava negli altri anni, cioè che le agenzie nel momento in cui andavano a dare una risposta al pacchetto turistico al cliente, il cliente bypassava l'agenzia e andava direttamente nella struttura, cioè facevamo da consulenti gratuita. Invece l'anno scorso, nel 2020, che avevano molta più paura, seguivano i canoni tradizionali. Questo è stato una cosa che si è verificata notevolmente nel nostro mercato. Mentre invece per il business sono d'accordo con la signora che noi abbiamo una divisione che attualmente come business travel insieme a Prima Rete e a Cisalpina è la più grande d'Italia come volume d'affari della biglietteria business, e abbiamo visto che comunque i volumi rispetto al 2019 siamo un 30%, per cui siamo molto lontani da quello che era veramente il volume sprigionato del 2019. Per ultimo, non poco importanti, i tour operator. I tour operator fanno sia in Italia, chiaramente durante il periodo estivo, prendendo impegni, eccetera, villaggi, eccetera, ma anche l'autogoing, cioè portando all'estero. Allora, finché siamo rimasti in Italia, chiaramente qualcosa i tour operator hanno potuto fare, però non hanno potuto prendersi impegni così importanti proprio perché non concepivano qual era il flusso dei clienti che arrivano, e questa è la conferma che diceva prima appunto l'albergatore, che anche lui non riesce a vedere questi flussi così proprio come prima era, magari si potevano ipotizzare statisticamente. Questo ha fatto sì che i tour operator siano in una gravissima difficoltà, perché per quanto riguarda l'estero abbiamo pochissimi corridoi, cioè 4 corridoi aperti, che vuol dire niente, anche perché se io ho aperto tra virgolette le Maldive, però per andare alle Maldive e tornare ho dei vincoli che sono importanti, per cui uno dice: se io vado e dopo devo farmi 5 giorni di quarantena e ne ho fatti 8 giorni di vacanza, diventa un po' un problema. Dopo non vi dico tutte le difficoltà che possono esserci agli aeroporti, perché immaginate, non so, uno che sa bene l'inglese, le lingue, ok, magari si destreggia, però compilazioni di documenti, normative che cambiano, eccetera, in corso d'opera, eccetera, eccetera, ecco che diventa un po' difficoltoso. Questo io non lo capisco e non lo capiamo anche come consigliere nazionale, cioè se io ho il vaccino, che è quello richiamato da tutti, e mi faccio un tampone 48-72 ore prima, non capisco perché quando torno in Italia, che mi rifanno il tampone obbligatorio, devo anche farmi un ulteriore tampone, per cui vuol dire 3 tamponi, vuol dire che se mettiamo poco vanno via 200 e passa euro a persona, per cui allora il senso di avere il Green Pass qual è? Effettivamente io ce l'ho, ma se dopo questo Green Pass mi vale solo per andare al ristorante o per andare all'hotel, io lo vedo una cosa molto limitativa. Ecco, io direi che purtroppo, per chiudere, i numeri che abbiamo noi oggi, e che domani io sarò a Milano,
Purtroppo ci dicono ancora che se è andata bene, come diciamo, il fatturato che porterà a casa le strutture del nostro settore sarà un 40% rispetto al 2019, per cui ben lontano. E per ultimo e non meno importante, domani saremo anche a discutere se il 31/12 finisce la cassa integrazione. Io mi domando, va bene governo aiutare tutti, dare tutti, però a questo punto ci sono categorie che non hanno più bisogno di essere aiutati. Allora concentrati sulle categorie veramente che hanno bisogno di essere aiutati, anche perché sul turismo parlano 1 milione di posti di lavoro e mi pare che 1 milione di posti di lavoro non siano proprio così un 2%, è un percentuale molto importante. Ti ringrazio Ivano, e soprattutto è stato molto interessante cogliere come il Green Pass all'interno del territorio italiano per i ristoranti, teatri eccetera abbia una loro validità, però inizia a essere molto complicato nel momento in cui questo Green Pass devi traslarlo verso l'estero, e quindi crea tutte queste dinamiche che in realtà probabilmente il cittadino comune che lo usa per il ristorante non coglie, ma che diventa molto rilevante nell'ambito degli spostamenti internazionali. Io Valentina a questo punto darei la parola a te per fare un altro giro di domande ai nostri ospiti. Sì, grazie. Io volevo tornare prima di tutto in montagna da Andrea Franceschi per chiedergli un pochino di aggiornarci in tempo quasi reale, perché sappiamo che solitamente l'8 dicembre è un po' il momento di apertura più forte della stagione sciistica, che poi si protrae per qualche mese. Quindi è un momento sicuramente di conti per voi su come si sta effettivamente aprendo quest'anno per le festività e poi anche febbraio-marzo volendo. Quindi sappiamo che in quest'anno, nelle ultime settimane, purtroppo ci sono state tantissime disdette di prenotazioni già fatte e mancate prenotazioni per coloro che nell'incertezza di cui già abbiamo parlato non si sono decisi fino all'ultimo minuto. Quindi, posto che c'è anche magari un po' di allarmismo legato alle varianti, e qua sicuramente l'informazione fa un lavoro importante, ma a volte non aiuta a capire, aiuta a creare ancora più confusione. Però sicuramente ci sono anche effettivamente dei dati in peggioramento. Quindi cosa puoi dirci? Come siete messi voi in questo momento? Sì, confermo che la stagionale è effettivamente partita, noi abbiamo tutte le strutture aperte ormai da alcune settimane. L'inizio è stato buono, probabilmente aiutato sia poi dal fatto che è arrivata la neve, sia anche dal fatto che gli appassionati sciatori avevano dovuto saltare tutto l'inverno scorso, quindi fremevano dalla voglia di tornare a mettersi gli sci ai piedi. È difficile però fare una previsione sulla stagione, perché effettivamente viviamo un po' la giornata. È vero anche nell'ambito turistico che comunque le prenotazioni o arrivano all'ultimo o comunque sono tutte diciamo soggette alla possibilità di essere disdette fino all'ultimo momento. Quindi è cambiata proprio anche il tipo di rapporto dal punto di vista formale proprio di queste prenotazioni, e per cui è difficile fare le previsioni, bisogna sempre andare a consuntivo. Posso dire che la sensazione sarebbe quella di avere anche una stagione invernale complessivamente positiva, non direi come l'estate, ma complessivamente positiva. Certo, guardiamo con una certa preoccupazione, o comunque quantomeno una certa attenzione, l'evolversi di tutte le altre questioni che non sono prettamente turistiche, ma che hanno conseguenze importanti sul settore turistico. Quindi il tema dei contagi lo seguiamo per capire il colore della regione dove abbiamo le strutture. Insomma, il Veneto penso passerà in giallo, ma diciamo fino al giallo e anche all'arancione per il turista cambia poco, per il turista che ha il vaccino. Noi abbiamo visto anche adesso durante la settimana del Fashion Week che, nonostante ci fosse l'ordinanza con l'obbligo della mascherina in centro, anche all'aperto, le persone comunque l'hanno accettato e l'hanno gestito assolutamente senza problemi. Quindi secondo me anche le persone hanno fatto un salto avanti, mentre un anno fa magari dicevano se devo muovermi con qualche limitazione magari non lo faccio. Oggi
accettano anche di avere la mascherina, di avere il Green Pass, di avere delle limitazioni sul numero di persone che possono stare sullo stesso tavolo. Insomma, diciamo che tutti abbiamo capito che forse a qualcosa bisogna rinunciare, ma che c'è allo stesso tempo una voglia comunque di tornare a vivere, di fare quello che si faceva prima della pandemia. Dall'altro, l'altro tema che invece forse è più sfumato, ma è quello dell'informazione, che a volte è un po' disinformazione, perché soprattutto in Italia, io lo dico anche potendolo confrontare con altri paesi vicini, genera delle psicosi, delle ondate di allarmismo a volte ingiustificate, perché di fatto tutte le trasmissioni con tutti i tagli, da quello politico al talk show a quello di approfondimento, parlano sempre ed esclusivamente di pandemia, e quindi i messaggi che arrivano sono troppi, sono spesso anche contrastanti o comunque non sempre allineati, e generano una confusione che poi porta le persone comunque a paralizzarsi o comunque ad assumere atteggiamenti molto conservativi. Quindi forse un po' più di serenità e anche nell'approcciarsi a quello che è un problema, insomma, è inutile negarlo, però aiuterebbe a mio modo di vedere anche nel modo di affrontare la vita di tutti i giorni, che poi appunto ha ripercussioni dirette anche su tutto il settore della mobilità, del turismo, del business travel, eccetera. Diciamo che per tirare una conclusione, comunque l'aspettativa è di un buon inverno, ovviamente sapendo che non potremo darlo per acquisito fino a quando non l'avremo portato a casa, proprio per tutti questi elementi che non controlliamo, che comunque ci costringono ad affrontare la stagione un passo alla volta, insomma, con una sana fiducia, ma anche con una certa preoccupazione di fondo, sapendo che tutto può succedere. Però la fiducia e la voglia di montagna mi sembra che ci sia ancora molto. Grazie, condivido veramente moltissimo la base proprio della tua risposta nel ruolo che può giocare un'informazione sparpagliata e frammentata, non chiara, nell'influenzare proprio i comportamenti delle persone. E come abbiamo detto già a più riprese, nell'ambito leisure c'è la voglia e c'è la disponibilità anche a rinunciare a qualche comportamento più libero per potersi permettere di tornare a fare delle esperienze come quelle della montagna, ma anche dei divertimenti come possono essere i concerti, gli eventi, che sono stati molto aiutati con un set di regole per quanto forte e con delle imposizioni non da poco, sono stati comunque aperti e via via liberati di ritornare a delle programmazioni importanti come erano in passato. Così come anche in parte nel mondo delle fiere. Quindi qui volevo tornare ad Annalisa. Nel mondo delle fiere c'è stata la possibilità di ritornare in presenza agli eventi, ai grandi eventi che si facevano fino a prima del 2020. Quindi possiamo dire che probabilmente anche nel vostro caso, come accennavi, dove c'è un'apertura verso quello che può essere l'attività che si svolge anche nel tempo libero, come quella di partecipare ad una fiera, ad un'esposizione, chiaramente per gli operatori ma anche i visitatori. Sembra come che invece nel mondo business effettivamente alla base ci sia un cambiamento di approccio, un cambiamento di mentalità, quindi dove non è strettamente necessario, visto che non è leisure ma è appunto business, si trovano delle forme alternative per confrontarsi, per partecipare e si cerca di limitare quello che è un contatto di persona, e quindi questo potrebbe veramente protrarsi nel tempo. Che cosa ne pensi? Voi state valutando, state cogliendo dei segnali in questo senso? Sì, come dicevo prima, effettivamente le fiere sono quelle che muovono la gente. E per quanto riguarda gli incontri business, effettivamente c'è questa tendenza a rarificarli. Però è anche vero, ad esempio, che noi ultimamente abbiamo parecchie richieste da situazioni che evidentemente non possono solo ricorrere, che ne so, alle teleconferenze o quant'altro. Più che altro parliamo di corsi che ad esempio devono essere fatti in presenza. E dopo un'altra cosa che ho notato comunque, forse è un po', diciamo, marginale rispetto alla domanda,
però siccome sono cambiate anche tante persone che erano i referenti di prima, io sinceramente trovo anche in mezzo a tutta questa incertezza che abbiamo descritto tutti prima, c'è anche poca professionalità e poca correttezza, perché ti chiedono di tutto fino all'ultimo, fanno modifiche fino e gli diciamo no, non è possibile, perché guarda, non riusciamo neanche noi a organizzarci. Se li dici così comunque sembra comunque una colpa, perché diciamo che tante persone sono molto cambiate, pretendono sempre di più e diventa anche difficile dare sempre una risposta e come dicevo prima, la stragrande maggioranza del tempo nostro, specialmente ai congressi, al sales giù, è data proprio a dare spiegazioni, a dire questo si può fare, questo non si può fare, oppure a dover spiegare che una cosa come la vedono loro in realtà non è così. E ugualmente dopo gli fai una proposta e dopo la cambiano. Allo stesso tempo, per quanto riguarda le agenzie e i gruppi famosi, no? Abbiamo anche noi comunque a che fare con queste agenzie, per quanto i gruppi non siano venuti quest'anno, i contratti sono stati fatti. Ma anche lì un altro punto, adesso vado un po' fuori tema, però mi riprendo un attimino a quello che diceva il signor Zilio. C'è da una parte quello che è una regola e il fatto che non ci sono più regole, nel senso che anche le vecchie agenzie, quelle classiche, ad esempio, hanno chiesto un sacco di allotment, che sono appunto le prenotazioni a lungo termine, no? Però in realtà, secondo me, è una richiesta che va o sarà comunque disattesa, nel senso che non credo che tutto quello che ci è stato chiesto verrà puntualmente recepito, perché ho paura che ancora il traffico internazionale si muoverà forse con un po' più di normalità verso la fine dell'estate, non prevedo molto prima, a meno che non ci siano cambiamenti epocali, ma mi pare di no. Per cui c'è tutta questa difficoltà nel lavorare, anche perché appunto tante persone di riferimento che c'erano prima sono state cambiate, tra l'altro anche per quello che riguarda il nostro lavoro, ti trovi ad avere a che fare con altri che pretendono quello che in realtà non è mai stato chiesto e devi perdere una marea di tempo per spiegare guarda che io non posso farti lo stesso prezzo per 9 persone quando invece si parla di camere. Cioè il gruppo va dalle 10 camere in su e invece cioè, ti trovi a dire delle cose che sono delle perfette banalità e invece devi spiegarli e fai ancora fatica a farti capire. E fondamentalmente chiedono poi dei prezzi bassi, ci avevano provato anche gli indiani ad esempio, ma loro è un po' una cultura, sono loro fatti così, perché dicono beh se tu non mi fai il prezzo basso io non ti riesco a portare gente. Cioè, ho capito, vengo da 2 anni in cui sono rimasta vuota. Io ho detto preferisco avere un prezzo consono con quello che offro, ma non offrire delle tariffe nelle quali ci perdo. Nel senso che è tutto un mondo dove le regole di prima non sono più valide ed è difficile anche cercare una nuova strada e soprattutto fare capire quello che può servire per una collaborazione, perché fondamentalmente quello è quello che serve. Sì, tra le, possiamo chiamarle regole che sono saltate, c'è anche quella che associava la salute dei servizi orientati al business alla vitalità dell'economia in un territorio, in una regione. Quindi mentre prima eravamo abituati ad osservare in parallelo la vitalità dell'economia e l'andamento dei traffici nel vostro mondo, adesso questo non è più così, mentre nel leisure sì, nel business questo è. Sì, comunque ad esempio adesso abbiamo una cosa del momento, però tante richieste, tante, insomma, da parte di ditte farmaceutiche. Loro secondo me sono quelle che hanno in questo momento più denaro disponibile, perciò sono quelle che si muovono un po' di più. Però allo stesso tempo devo dire si fa una fatica tremenda anche con loro, perché quando gli dici mi firmate il contratto ma il responsabile non c'è, non sappiamo se facciamo in tempo, per cui rimane questo stato di incertezza, diciamo, anche con coloro che in questo momento secondo me sono quelli che finanziariamente stanno meglio. Certo. Passando invece ad Ivano, mi chiedevo,
visto che le regole che fa ogni paese sono a sé stanti e ogni paese le fa, le cambia, le modifica, le aggiorna e via dicendo, abbiamo visto che il turismo internazionale nel corso del 2020 e anche di quest'anno è stato molto compresso, come era prevedibile ed inevitabile. L'altra faccia della medaglia è proprio una maggiore circolazione degli italiani in Italia, quindi guardando avanti, guardando oltre, possiamo considerare il turismo di prossimità una riscoperta o è solo una necessità di questo momento e la voglia è quella invece appena possibile, appena sarà facilitato, ritornare a dei flussi turistici in incremento come erano stati negli ultimi anni prima del Covid, rapidissimo, perché dall'Asia la voglia di scoprire, di girare il mondo era fortissima. Che cosa possiamo dire su questo? Volevo solo un inciso su quello che avevi detto prima, che secondo me è fondamentale la chiarezza. Credo che da quello che sento anche dai colleghi stranieri, noi quando parliamo di calcio parliamo dalla mattina alla sera di calcio, quando parliamo di politica noi gli altri paesi un po' prima delle elezioni si mettono a fare politica e capire bene, noi parliamo sempre di politica dalla mattina alla sera. Oggi noi parliamo dalla mattina alla sera di Covid e di anche varianti, un po' anche con persone che proprio non sono all'altezza, e qua è un errore secondo me che il governo con tutti i consulenti che ha non si è attrezzato bene di avere una struttura di consulenza di comunicazione, perché parlare tutti sì, fa bene, ma non fa tanto bene, perché qual è veramente la voce che il governo ha e quello che è veramente quello che sta succedendo. Noi abbiamo 2 uffici in Sudafrica diretti, e in Sudafrica noi è già dall'inizio dell'anno che sapevamo che c'era questa variante, ma adesso fatalità, perché lo conferma il Giappone, lo conferma Israele, che questa variante è coperta dal vaccino che noi tutti abbiamo. Allora però sentire, se uno ascolta la televisione e ascolta quello che si comunica da persone che veramente, ieri proprio Fresca, Povia, questo cantante Novax adesso è all'ospedale col Covid. Adesso quelli, principalmente l'altro capo di Novax che era prima è andato alla 7 dicendo guardatemi bene, no, non è così, io sono andato in giro per le terapie intensive, chiedo perdono a tutti, ma attenzione, dovete vaccinarvi, perché allora cioè passare dalle stelle alle stalle, cioè uno cosa può pensare? Allora ecco, io penso che gli italiani avevano già cominciato a scoprire il Made in Italy inteso come trave, già con i borghi più belli d'Italia. Lì è scattato un meccanismo che ha fatto sì che anche noi ampliassimo la nostra offerta come Incami, perché l'Incami non è vero, è un'altra cosa che abbiamo dovuto scrivere al Ministro del Turismo, che l'Incami non è che le agenzie fanno solo l'autogoing che portano all'estero, noi facciamo in Italia tranquillamente Incami, come possiamo portare dalla signora a vedere Padova, dei pacchetti turistici che da qui si muovono nel Veneto, per cui secondo me siamo un paese che dovremmo essere a vocazione turistica, ma mi dà l'impressione che abbiamo fatto anche il Ministero del Turismo, ma di turismo si parla gran poco, perché se avete notato non si parla di turismo. Cioè, allora, se è la nostra fonte primaria, dovremmo parlarne di più e dovremmo essere attenti come fanno gli spagnoli. Se lei va in Spagna e ha il suo bel Green Pass, lei arriva all'aeroporto, lo scannerizza, va direttamente senza fare nessuna tipologia di altri tamponi, verifiche, eccetera. Allora, è qui che noi dovremo migliorare, secondo me. Noi siamo bravissimi, abbiamo delle bellissime idee, siamo sempre stati grandi e fantasiosi, però dovremo dare i valori giusti a quello che è il nostro turismo. Il Veneto ne è testimone. Se noi siamo la regione in assoluto più turistica, perché questo è, allora io pensavo che noi come categoria
saremmo stati più sostenuti dal nostro governo locale. Io questo ancora non l'ho visto, per cui mi chiedo veramente se il dopo. Allora io penso che chi vuole viaggiare per cultura, ecco, un cambiamento c'è. Prima uno lo portavi su un villaggio, non sapeva neanche che era andato in Messico, diciamo no, sono stato nel villaggio di Columbus. Oggi invece quello che vedo io è il vero tailor-made, vuole ritornare a viaggiare, per cui quello che noi riceviamo è la costruzione di un pacchetto turistico culturale. Questo lo vedo e vedo anche in Italia questo passaggio. Sicuramente non saremo più come prima. E quello che diceva la signora condivido in pieno con Annalisa, perché la svalutazione del nostro mercato è dettata da una veramente profonda non conoscenza di quello che noi sono i servizi. Se tu vai all'estero, chiami, non so, e dici voglio 3 stelle ti danno, è il prezzo di 3 stelle. Tu non puoi avere 5 stelle in Italia e pagare le 3 stelle. Ecco, questo è un servizio pure, tu non puoi avere un biglietto aereo e non voler pagare nessuna fee. Se tu vai in Inghilterra, se vai in altri paesi dell'Europa, c'hai la tua fee, ma non è una negatività, è una positività, perché vi spiego e concludo, quando c'è stata la pandemia, se non c'erano queste migliaia di agenzie o di agenti che hanno lavorato a portare i clienti in Italia con le nostre assicurazioni, col fondo di garanzia, perché in Italia ci hanno anche obbligato, non c'è più la Farnesina che fa questo lavoro, ma abbiamo noi un'assicurazione di copertura, per cui noi i clienti li abbiamo riportati, perché qual è l'agente di viaggio piuttosto che l'operatore turistico che lascia i suoi clienti in balia del panico? Nessuno, è il suo tesoro, il suo tesoretto, per cui come gli albergatori faranno di tutto per fare l'accommodation in un certo modo, noi facciamo di tutto perché il nostro cliente sia protetto, e vi garantisco che in Italia abbiamo il fondo di garanzia è una cosa dell'Europa, istituito nel 2017, ma abbiamo talmente tante assicurazioni che il nostro cliente potrebbe dormire. Abbiamo la Covid Fly, la Covid, qualsiasi, l'annullamento per malattie, ce l'abbiamo tutte. Ecco, io penso che questo dovrebbe valutare il governo. Questa libertà non può essere non più chiamata libertà, perché abbiamo, tra virgolette, un 10% di non vaccinati che stanno minando questa situazione, perché a Monselice, che hanno ritrasformato un ospedale nuovissimo, di 4 ne hanno fatto uno che era una cosa eccellente, è diventato di nuovo Covid e l'85% sono tutti non vaccinati. Allora, se mi permettete, non è il caso mio e non è che me la posso io prendere perché questi non hanno la loro teoria, sono invasati. È il mondo questo qua, se il mondo è pandemico a livello mondiale, bisogna fare quello che serve. Certo, grazie. Volevo sottolineare una cosa che anche a me sta molto a cuore, che ha detto, che è la mancanza di, chiamiamola, ambizione nel promuovere la realtà turistica in Italia, in Veneto, nella nostra città, perché abbiamo una potenzialità enorme che sicuramente viene sfruttata, però senza che ci sia magari quella strategia di fondo per valorizzarla nel modo adeguato e dare quindi una giusta remunerazione a tutti gli operatori e anche una prospettiva per investire e quindi per rendere ancora più importante, ancora più conosciuto all'estero o dagli stessi italiani le tantissime proposte che il territorio può dare, perché veramente la mancanza di ambizione gioca un po' a sfavore di tutti voi. Lo dimostra, Valentina, solo una cosa, lo dimostra il Buono Terme. Il Buono Terme, rispetto al Buono Vacanza fatto precedentemente, che aveva tutto un marchingegno che non poteva funzionare, però in questo caso è bastato un piccolo incentivo per far sì che il settore, tutti sembrava che pensassero alle terme, e in effetti le terme erano piene, comprese le nostre terme, erano piene. Dopo uno ne prende 200, magari ha delle potenzialità, ne spenderà 500. Ecco, allora vuol dire che delle piccole attenzioni promozionali ad hoc potrebbero far sì che questo settore riporti. Io quando vado all'estero e giro il mondo, tutti amano l'Italia e vorrebbero farsi una vacanza in Italia. Allora, secondo me,
e questo è da tenere presente. Però se tu non hai il valorizzatore di questo, chiaramente noi tutti dobbiamo arrangiarci come possiamo. Ecco, e questa è la dimostrazione. Sì, perché non venga svalutato quello che è la ricchezza che abbiamo. Ripasso la parola a lei. Io direi che è stato molto interessante questo giro di domande, sia le mie che della Valentina, con le risposte che hanno già fatto una fotografia, diciamo, del post luglio 2021 e già ci hanno dato delle previsioni di chiusura, anche se in realtà tutte col punto di domanda per il 2021. Quindi io vorrei bene o male portare un po' a chiusura questo incontro che a noi piace organizzare, perché siamo in Veneto, il turismo è importante, siamo la prima regione italiana, ma noi non è che poi parliamo di turismo solamente perché ci interessa capire come si sposta la gente, in quali hotel va, quali sono le tendenze. Alla fine parliamo di aziende, perché ognuno di voi tre, come io ben so, come professionista, ha dei bilanci. Ci ricordiamo bene che già l'anno scorso, quando abbiamo approvato il bilancio 2020, è stato un bilancio di lacrime e sangue, qui la dottoressa Fracasso lo sa, Andrea Franceschi lo sa, perché poi alla fine sono aziende, ci sono posti di lavoro, c'è economia. Quindi noi discutiamo il turismo, ma poi la conversione del turismo a livello matematico è il deposito del bilancio e l'interfacciarsi con le banche, perché poi c'è un altro problema che adesso arriva avanti l'anno prossimo, quando finiranno le moratorie, le garanzie, le cose. E quindi sì, insomma, qui bisogna anche iniziare a ragionare che siccome è il 10% del PIL e noi siamo a periodo di zona turistica e tutti noi depositiamo bilanci e viene avanti gradualmente anche il codice della crisi, qui bisognerà fare un ragionamento di riflessione profonda che non riguarda solamente i flussi turistici, ma anche nel cogliere e nel poter discutere anche con le associazioni di categoria e con le autorità governative su come questo settore così importante e che genererà difficoltà per l'ennesima volta sul bilancio 2021. Io faccio fatica a immaginare che vedremo dei bilanci rosei, chi sarà bravo si avvicinerà a un pareggio e quindi per l'ennesima volta avremo dei bilanci difficili. Ecco, quindi la considerazione nostra, per cui noi anche come studio intendiamo fare questo scambio di opinioni, è non tanto perché poi ci piace sì cogliere le tendenze sul turismo, ma perché poi parliamo di aziende. E le aziende non sono solo quelle industriali, ma in Veneto le aziende turistiche sono rilevanti per tutti gli impatti economici che portano. E quindi questa è una riflessione che faccio a voi, visto che tra 4 mesi andremo a chiudere i bilanci, il 2021 non sarà sicuramente un anno positivo e quindi speriamo che se avremo modo di rivederci l'anno prossimo in estate potremo festeggiare una previsione 2022 positiva dopo un'ennesima chiusura negativa. Quindi fatta questa considerazione che è più di taglio economico che non di taglio turistico, perché alla fine il tutto si converte in numeri, io volevo ringraziarvi perché abbiamo potuto trovarci anche per farci gli auguri natalizi e vedere una fotografia della prechiusura del 2021. Insomma, auspicando che adesso alla luce delle cose che avete detto, insomma, ci sia innanzitutto un atteggiamento magari più costruttivo, più collaborativo, più attento da parte anche del governo nel settore turistico e che si possa bene o male creare meno confusione sull'informazione, anche questa è una cosa molto importante, e che soprattutto questa tendenza degli italiani a scoprire la bellezza dell'Italia sia una tendenza che non sia una cosa estemporanea, ma che sia una cosa che vada a regime. Per il resto auspichiamo che anche Padova, dove ci troviamo, diventi una città in cui con l'Urbis Picta, con una fiera che va un po' a migliorare, perché anche la fiera purtroppo è il problema degli hotel di Padova, no? La fiera di Padova non è la fiera di Verona, evidentemente, quindi genera anche un afflusso di presenze molto ma molto inferiore. Fate tutte queste considerazioni e calcolando che andremo a chiudere un altro bilancio 2021 negativo, ma che siamo molto ottimisti perché crediamo e credete tutti voi nel vostro lavoro, a me non resta che ringraziarvi e augurarvi buon Natale, buone festività e magari l'anno prossimo a luglio, prima dell'estate, insomma, se avremo occasione di fare uno scambio di opinioni, perché ripeto, non ci piace parlare di turismo, ci piace parlare di aziende e le aziende sul settore turistico in Veneto sono una realtà molto importante. Detto questo io vi ringrazio e vi auguro una buona settimana. Grazie a tutti. Grazie.